Ci troviamo presso la residenza Botton della Fondazione Opera Immacolata Concezione di Carmignano di Brenta, perché oggi qui si respira un nuovo momento da Guinness World Record con il 100° compleanno della signora Flora. Nata a Sarcedo esattamente un secolo fa, Flora ha festeggiato circondata dall'affetto dei suoi cari e dal calore del personale della residenza. Tra abbracci e tante candeline, Flora è entrata ufficialmente nel Club dei Centenari, un riconoscimento speciale che la Fondazione OIC ha creato per celebrare la forza, la saggezza e la resilienza dei suoi anziani ospiti, veri testimoni di un secolo di vita. Ogni nuovo ingresso nel club è un traguardo, non solo personale ma anche collettivo, e che contraddistingue la storia e la missione per la longevità della fondazione. Flora, con tutti gli ospiti, qui ha trovato una seconda casa, tra cura, attività artistiche, giochi di gruppo e incontri conviviali che riempiono le giornate, trasformando le residenze in comunità pulsanti di vita e calore umano. Oggi è una bella occasione per ritrovarci col Club dei Centenari, perché cade il compleanno della signora Flora, che compie 100 anni, e quindi gli diamo ufficialmente il benvenuto in questo club. I centenari per la fondazione sono l'essenza del lavoro che facciamo, perché sono le persone a cui dedichiamo attenzione particolare, perché rappresentano per noi un traguardo che dovrebbe riguardare ciascuno di noi. Sono molto importanti e ricordo che a questo proposito abbiamo il 4 maggio di quest'anno stabilito il premio a livello mondiale, certificato dalla Guinness World of Records, del maggior numero di centenari. Erano 70 presenti in questo palazzetto dello sport. A ricordo di questa cerimonia abbiamo piantato in quel giorno questo ulivo che è dietro di me, che vuole ricordare l'evento e l'importanza di queste persone. E quindi ancora buon compleanno signora Flora, benvenuta in questo club, che è un club esclusivo, ma speriamo sempre meno esclusivo. Buona festa a tutta la nostra residenza di Carmignano di Brenta, dove soggiorna la signora Flora, che insieme ai suoi familiari e ai nostri collaboratori possano festeggiare questa giornata davvero speciale. Oggi siamo qui in OIC per festeggiare il compleanno di Flora, una nostra centenaria. È la terza centenaria di questo mese per la nostra piccola comunità, quindi è un orgoglio poter condividere con lei questo bellissimo momento, soprattutto a testimonianza di quanto siano importanti i nostri anziani, che rappresentano la nostra storia, le nostre radici e soprattutto non solo il nostro passato ma anche il nostro presente. Sono veramente felice e contenta di fare questo lavoro, perché mi piace stare molto a contatto con i nostri ospiti attraverso anche le attività, che ne facciamo parecchie. Oggi abbiamo avuto l'occasione di fare una festa alla nostra ospite Moser e Flora. È un'occasione di socialità, di convivialità, e cui gli ospiti tengono molto, perché gli piace stare assieme, stare in compagnia, che è fondamentale. Abbiamo 2 centenarie, una l'abbiamo festeggiata oggi e un'altra invece sarà festeggiata a dicembre. Noi qua in UIC facciamo diverse attività, tra cui anche organizzare delle feste di compleanno, e appunto come oggi che abbiamo potuto festeggiare una nostra centenaria. La longevità è il nostro punto di forza, i longevi sono la nostra punta di diamante, la nostra ricchezza per il passato, il presente e il futuro. Sono la nipote di Moser e Flora,
Sono la seconda di nascita, c'è mio fratello, io, mio cugino Davide, mia sorella Gioia, poi c'è mio cugino Luca e l'ultima Laura. E poi Mosel ha anche 3 piccoli nipoti, 2 miei figli che sono Francesco e Bianca e poi l'ultimo arrivato che ha 0 anni, ha neanche 2 mesi, Edoardo, che è figlio di Laura. Ogni volta che noi veniamo a trovarla lei ci chiede sempre di offrirle la cioccolata calda. Anni fa, quando era in gamba e ce la faceva, cucinava sempre i suoi famosi gnocchi, quindi anche una brava cuoca. E quando eravamo piccolini ci portava sempre in montagna una settimana a testa a passare le vacanze assieme ai nonni. Infatti sono le vacanze più belle che io abbia mai avuto e vissuto, quelle coi nonni. Tantissimi auguri nonna per i tuoi 100 anni. Ciao! Oggi celebriamo i 100 anni della signora Flora e il valore inestimabile dei nostri nonni e delle nostre nonne, custodi del nostro tempo. Festeggiare questo nuovo secolo di vita significa per noi della Fondazione OIC affermare la nostra convinzione che la longevità non è solo un numero, ma la nostra storia, una luce che merita di brillare. Ora, ti è piaciuta la festa oggi? Contentissima, Siamo contenti anche noi. E il dolce invece com'era? Era buono? è buono, buono. Era buono, sì. Sì, Era gustoso. sì, sì, come tutto. Ti piace la cioccolata? Sì, sì. Tanto? Eh? A voglia, vero?